Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. C'è un secondo fermato per la strage di Monreale. Il 18enne Samuel Acquisto per la procura di Palermo sarebbe l'istigatore dell'assassino. Catania, la procura apre un'inchiesta sul caso della videochiamata del rapper Baby Gang a Nico Pandetta, rinchiuso in carcere. Il cantante neomelodico deteneva illegalmente un cellulare. Oggi a Mister Bianco l'ultimo saluto alla piccola Maria Rosa di 7 mesi, lanciata dal terrazzo e morta dopo un volo di 10 metri. La madre, accusata di omicidio aggravato, resta in carcere. Le frecce tricolori a Catania, in migliaia sul lungomare in piazza Franco Battiato hanno assistito al volo acrobatico più famoso del mondo ieri, la diretta di Telecolor. Il calcio, il Palermo battuto dal Cesena rischia di perdere il treno playoff, finisce 2-1 per i romagnoli che accorciano in classifica proprio sui siciliani. Il Catania batte 3-2 il Giuliano e supera il primo turno dei playoff. Mercoledì al Massimino arriva il Potenza. Siracusa promosso in Serie C dopo 6 anni di assenza. Ieri la vittoria per 3-1 in casa dell'Igia Virtus ed in città è stata festa. Bentrovati, la strage di Monreale, c'è un secondo fermato, si tratta del 18enne che guidava la BMW GS, si chiama Samuel Acquisto e oltre ad avere sparato avrebbe istigato Salvatore Calvaruso a mirare sulla folla. Per la procura sapeva che ci sarebbe stata una strage. Marco Gullà. Si chiama Samuel Acquisto e ha 18 anni. Il giovane fermato questa notte dai carabinieri è accusato di essere il complice di Salvatore Calvaruso nella strage di Monreale. È residente anche lui allo Zen, si è consegnato lui stesso ai carabinieri accompagnato dal suo legale. Gli investigatori avevano già stretto il cerchio ed erano riusciti a risalire a lui avendo individuato il motociclo descritto dalle diverse testimonianze di chi era presente durante quei tragici momenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri c'era lui alla guida della moto BMW GS nera dalla quale il secondo assassino avrebbe fatto fuoco contro la folla. I filmati estrapolati dagli inquirenti lo immortalano alla guida della moto insieme alla comitiva di palermitani, lo riprendono nel corso dell'azione di fuoco e nella fase finale della fuga. Contro il presunto criminale le testimonianze di 8 persone che hanno riconosciuto nel ragazzo uno dei componenti del gruppo di palermitani che ha aperto il fuoco sulla folla. Acquisto avrebbe assistito Calvaruso durante le fasi di azioni di fuoco compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, si legge nel fermo. Acquisto avrebbe sparato e inoltre avrebbe anche suggerito a Calvaruso di mirare ad altezza uomo. Un'ulteriore conferma è arrivata dall'analisi dei tabulati del cellulare utilizzato dal 18enne fermato, da cui è emerso che si sarebbe trovato vicino alla piazza di Monreale poco prima dell'1:30 di quella notte. Inoltre Acquisto si è detto pentito per quanto accaduto, ma ha poi negato di aver avuto un ruolo nella sparatoria. Ha ammesso di guidare la moto poi trovata agli inquirenti, ma non ha voluto dire chi fosse il suo passeggero. Infine ha tentato di coprire Calvaruso dicendo di non averlo visto sui luoghi della strage. Le indagini dei carabinieri e la compagnia di Monreale proseguono dunque con l'obiettivo di ritrovare le armi utilizzate, che sarebbero almeno 2 stando al numero di colpi esplosi, e rintracciare gli altri complici, visto che sulla base di quanto acquisito sinora dagli investigatori nella sparatoria ci sarebbero altre persone coinvolte, i cui ruoli però devono essere ancora definiti. 17 parrocchie, 6 associazioni civiche e tanti cittadini, così Palermo è scesa in piazza contro la violenza di strada dopo i drammatici fatti di Monreale. Ieri sera da Piazza Marina infatti è partito il corteo che ha attraversato il centro città in silenzio, con le fiaccole accese in mano, una carovana in memoria dei 3 ragazzi uccisi a Monreale per dire no alla violenza appunto di strada. In testa al corteo uno striscione con la scritta "Non uccidere, la vita è sacra". La procura di Catania ha aperto una inchiesta sul caso della videochiamata fatta da un rapper a Nico Pandetta, rinchiuso nel carcere di Rossano Calabro. Al nostro telegiornale abbiamo sentito il legale del cantante neomelodico Orazio Longo.
La telefonata c'è stata oppure no? Non sembra così banale la risposta secondo la legale di Nico Pandetta in merito al concerto One Day Music Festival del 1° maggio alla Playa di Catania, durante il quale il rapper Baby Gang, prima di cantare il brano italiano, si sarebbe collegato in videochiamata col trapper neomelodico catanese, nipote del boss Turi Cappello, detenuto nel carcere di Rossano Calabro per spaccio di sostanze stupefacenti. In cella gli agenti di polizia penitenziaria hanno trovato un telefonino, un fatto grave, ma che non per forza, spiega la legale, deve essere legato al concerto. Difficilmente questa chiamata è avvenuta. Basta guardare il viso di Pandetta, che è sempre fisso in questo sorriso, il modo in cui il rapper Baby Gang in qualche modo sottrae alla telecamera il video del telefonino. È ben possibile che si tratti di un video registrato. La procura di Catania ha avviato accertamenti e presto si capirà cosa è successo veramente. Rimane però la questione dell'introduzione illegittima in carcere di mezzi per comunicare con l'esterno. Il fenomeno, sempre più frequente, avviene con metodi di volta in volta più sofisticati, come ad esempio l'utilizzo dei droni, spesso in strutture penitenziarie sovraffollate e strutturalmente datate. Oggi a Mister Bianco nel Catanese l'ultimo saluto alla piccola Maria Rosa. La piccola, lanciata dal terrazzo, è morta dopo un volo di 10 metri. La madre, accusata di omicidio aggravato, resta in carcere. Tonino De Mana. Fiori, peluche, pensierini. È un mini pellegrinaggio in via Marchese a Mister Bianco per la piccola Maria Rosa, la bimba di 7 mesi uccisa dalla madre che l'ha scagliata dal terrazzo di casa. Alle 16 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, sempre a Mister Bianco, ci sarà l'ultimo abbraccio alla piccola per un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. Una famiglia devastata dalla tragedia. C'è la mamma rinchiusa nel carcere catanese di Piazza Lanza ed accusata di omicidio aggravato, il padre che non riesce a darsi pace e un bimbo di 7 anni, testimone diretto e vittima in diretta. Mamma, che stai facendo? Sarebbero queste le parole del figlio rivolte alla mamma con in braccio la sorellina di 7 mesi. Il bambino avrebbe anche tentato di fermare, senza riuscirci, la quarantenne mamma nell'atto di mettere in pratica l'insano gesto. La donna ha ammesso tutto davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. In uno stato di profonda disperazione ha affrontato un'ora di interrogatorio rispondendo a tutte le domande. La quarantenne avrebbe sofferto di depressione postpartum e, secondo il racconto dei familiari, da settembre scorso, da quando era nata la piccola Maria Rosa, non era stata mai lasciata da sola in casa. Accorgimento che, però, non è servito ad evitare la tragedia e quindi a salvare la piccola Maria Rosa. 2 giovani sono stati arrestati dalla polizia per avere scippato una turista polacca rimasta ferita e giudicata guaribile in 30 giorni. I 2 giovani, finiti ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico, sono accusati di rapine e lesioni aggravate. Alla loro identificazione la polizia di Catania è giunta grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. I carabinieri, andiamo a Palermo, hanno arrestato e condotto in carcere un 22enne di Monreale che è evaso dai domiciliari cui era sottoposto per furto aggravato per organizzare la festa del suo compleanno a Palermo. Non era la prima volta che non rispettava il provvedimento. Nei suoi confronti i militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di sostituzione di misura cautelare emessa dalla Procura. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi mostreremo le bellissime immagini dell'Air Show di Catania di ieri, grande successo sul lungomare della città. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Ieri il grande spettacolo delle frecce tricolori e non solo, naturalmente, in un programma ampio che ha affascinato i tantissimi che sono accorsi proprio in città, hanno un po' paralizzato, possiamo dirlo, l'intera città, giusto per assistere all'Air Show 2025, che peraltro è stato anche un successo televisivo. Ricordiamo ieri la nostra lunga diretta a partire dalle 15. Il nostro servizio è di Orazio Longo.
Tutti col naso all'insù, cuore, tecnica, passione, Catania capitale delle frecce tricolori. Per la prima volta l'Air Show si è specchiato sul tratto di mare di rimpetto alla piazza Franco Battiato, che cantava gli uccelli, che aprono le ali, che scendono in picchiata e ascese velocissime, il brano che simbolicamente ha aperto la manifestazione prima dell'esecuzione dell'inno di Mameli. In migliaia presenti a ridosso della scogliera, in prima fila il sindaco di Catania Trantino, il ministro della protezione civile Musumeci, le autorità civili e militari. Incastonato tra la linea blu del mare e lo sfondo dell'Etna c'è anche il veliero Amerigo Vespucci. L'evento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. A organizzare la giornata l'Aeroclub Catania con il patrocinio dell'Aeronautica Militare del Comune. Tanta attesa per il rombo delle frecce che arriva come clou dell'evento dopo il suggestivo passaggio dei Canadair, il volo acrobatico di Augusto Fonti, le esibizioni elicotteristiche e la manovra Renegade degli F-2000 Eurofighter, le coreografie mozzafiato che dipingono il cielo di verde, bianco e rosso. In molti hanno seguito attraverso internet, sulla Sicilia Web e gli schermi di Telecolor che ha trasmesso in diretta in esclusiva tutta la manifestazione. Al Villaggio Azzurro un'area tematica allestita con stand promozionali, un simulatore ludico delle frecce tricolori e gli spazi curati dal 41esimo Stormo di Sigonella. Siracusa in festa per il patrocinio di Santa Lucia, che i siracusani chiamano Santa Lucia delle Quaglie. A mezzogiorno ieri la breve processione in Piazza Duomo con il tradizionale volo dei colombi. Sentiamo Francesco Aloi. È la prima domenica di maggio, per i siracusani Santa Lucia delle Quaglie. Quando si affaccia al Duomo, lei trova sempre il suo popolo in festa. Una domenica di maggio a Santa Lucia e godiamo di questo evento e stiamo vicini alla nostra Santa con tutto il nostro cuore. È sempre tanto emozionante. A maggio si ricorda il patrocinio, quando nel 1646 una nave carica di grano arrivò a Siracusa, decretando la fine della lunga carestia. A dare il messaggio alla città fu proprio un colombo che entrò al Duomo durante una celebrazione. Quella che poteva essere una speranza così diventò realtà, grazie all'intercessione di Lucia. Noi ogni anno ci vestiamo per rappresentare il miracolo del 1646 in devozione della Santa e per i cittadini siracusani affinché ricordano questa manifestazione. Una festa bellissima, le tradizioni si devono sempre mantenere e rispettare perché ci si sente migliore. In una calda piazza Duomo baciata dal sole ci sono i siracusani, ma come sempre anche tantissimi turisti. Sono di Gran Bretagna, di Leeds, la città di Leeds. Sì. È la prima volta che vede questa festa? Sì, è la prima volta, è molto impressionante. Sempre tanta l'attesa per il discorso che l'arcivescovo fa dal balcone centrale della sua residenza. Siamo molto addolorati per gli innumerevoli casi di violenza che tanto fanno piangere madri e padri, fratelli e sorelle. Per tutta la settimana il simulacro sarà qui, nella chiesa di Santa Lucia all'Abbadia. Domenica prossima alle 18:30 il ritorno in cattedrale, con una processione per le vie di Ortigia. Chiude con l'attore catanese Pippo Pattavina la stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica, in scena Il ratto delle Sabine. Veronica Barbarino. In questo paese la celebre compagnia teatrale diretta e sorretta dal commentatore Nicolino Trombone. Un ignorante capocomico teatrale, Nicolino Trombone, gira di paese in paese con la sua scalcinata compagnia in cerca di spettatori. Da un maestro di scuola elementare e aspirante drammaturgo riceverà il copione del dramma che dà il titolo all'intera commedia. È Il ratto delle Sabine, che chiude la stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica con il maestro del Teatro Nazionale Dialettale Pippo Pattavina. Mi piace chiuderla in maniera molto comica. Regalo al pubblico, mi auguro, 2 ore di sano, purissimo divertimento, di grandissime risate. Scannapiego! Veterinario? No, Otorino. Ah, l'ho fatto Torino, non qua. No, esercito qua. Dottore delle forze armate.
Un classico del teatro comico incentrato su equivoci e malintesi, che non vuole veicolare nessun messaggio, ma semplicemente regalare puro divertimento e risate scandite da scenette esilaranti. È bello nella vita di un attore potersi trasformare, passare dal comico al drammatico o viceversa. Io sono un attore che ama questo tipo di esperienze. Una carriera in cui il gioco delle trasformazioni sprona coscienze o semplicemente diverte. Passo del personaggio del professore Agostino Toti, un vecchio professore quasi in età di pensione, a un emerito cretino, idiota, uno scimunito totale che cammina con la bombetta così con le orecchie a penzoloni e che ne combina di tutti i colori. Quindi mi auguro che il pubblico si diverta così come mi diverto io e un abbraccio grandissimo a tutti. E adesso ci fermiamo ancora, tra poco una nutrita pagina dedicata al calcio. Siamo al calcio, seconda sconfitta di fila per il Palermo. Dopo il KO casalingo contro il Südtirol arriva lo stop con il Cesena e rischia anche di perdere il treno play-off. Ma sentiamo il servizio. Marco Gullà. Notte fonda, il Palermo perde al Maruzzi contro il Cesena 2-1, saluta il sesto posto tornato al Catanzaro e adesso rischia anche di complicare la qualificazione ai playoff. Rosanero che hanno un solo punto di vantaggio sul Cesena che è nono e a 2 giornate dalla fine del campionato è davvero tutto possibile. Un harakiri netto quello del Palermo, sconfitto meritatamente da un Cesena che ci ha sicuramente creduto di più rispetto alla formazione di Dionisi apparsa molle, senza idee e con poco carattere. Insomma il solito Palermo che sembra voler spaccare tutto ma che poi puntualmente si scioglie come neve al sole. E anche al Manuzzi è stato così. Dionisi cambia formazione, out Brunori, Segre, Blen, c'è Leduaron con Verre e poi Poyampalo. Ritmi molto bassi all'inizio, il Palermo prova a fare la partita ma la manovra non è fluida, il Cesena si affida alle ripartenze. Gol intanto annullato a Leduaron per fuorigioco, Saric, l'ex ci prova ma trova la risposta di Audero. Al 37esimo il vantaggio dei romagnoli, calcio d'angolo, Prestia la spizza e Calò lasciato tutto solo da Ranocchia, impatta a rete e 1-0. Il Palermo va all'arrembaggio e nei minuti finali si guadagna un calcio di rigore per questa mano di Celia. Poi Ampalo però si fa ipnotizzare da Klinsmann. Nell'azione successiva però arriva comunque il pareggio del Palermo, Ranocchia in mezzo, Pierozzi anticipa il portiere cesenate e mette dentro la palla dell'1-1. Si va negli spogliatoi. Ripresa, pronti via e arriva subito il gol del Cesena con Saric dopo la deviazione di Magnani. Leduaron ha un paio di occasioni per riprendere il match ma tira debolmente, poi Poyampalo a un passo dal pareggio, cross di Brunori e stacco imperioso del finlandese con la conclusione che finisce fuori di un soffio. Il Palermo ci riprova solo nel finale con Brunori su punizione ma non succede più nulla, 3 punti al Cesena e qualificazione ai playoff ancora tutta aperta. Il Catania ha battuto 3-2 il Giuliano e così ha superato ieri il primo turno dei play-off sugli scudi, inglese, autore di una doppietta. Assegno anche Ierardi e mercoledì al Massimino arriva il Potenza. Il servizio. In una domenica dominata dalle frecce tricolori decolla anche il Catania che batte 3-2 il Giuliano e vola al secondo turno eliminatorio dei playoff. Mercoledì al Massimino arriverà il Potenza. Ma andiamo per gradi. Ai rossazzurri sarebbe bastato anche un pari, ma nel calcio è sempre meglio non fare calcoli. E così, al minuto 9, il Catania sblocca il risultato. Doppio scambio Anastasio Gimenez su azione d'angolo, palla in mezzo per Inglese che anticipa compagni ed avversari e deposita in rete. Un controllo VAR e il boato del Massimino certificano l'1-0. Il Giuliano accusa il colpo, ma dopo la mezz'ora gli ospiti intensificano gli attacchi con De Rosa che colpisce il palo. È un momento favorevole ai campani che vanno anche in gol, ma il VAR giustamente annulla. Nepi spinge dentro l'assist di Balde, ma lo fa con il braccio. Allo scadere del primo tempo, la squadra di Bertotto trova comunque il pari. Fa tutto De Rosa che recupera un pallone e lo scaglia imparabilmente alle spalle di Dini. Si va a riposo sull'1-1. Nella ripresa Toscano inserisce forze fresche dentro Sturaro e
Dal Monte che rilevano Higuaín e Giménez. Dopo pochi minuti i padroni di casa tornano in vantaggio. Gherardi si presenta ai 20 metri con un destro chirurgico, non lascia scampo a Russo, irrefrenabile la corsa per ricevere l'abbraccio dei tifosi. Il gol galvanizza il Catania che allunga, tocco di braccio di De Rosa e il VAR interviene ancora e rigore dal dischetto inglese. Sigla il 3-1, gol numero 15 in stagione per l'ex Chievo. Il Giuliano non si arrende ed accorcia le distanze con Nepi che sfrutta una respinta corta di Dini. Nel finale Catania vicino al poker con Stoppa, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Finisce 3-2 e al tempo stesso si conclude la stagione del Giuliano. Per i rossazzurri invece il sogno Serie B continua. 6 anni di assenza, ma adesso il Siracusa è tornato in Serie C e ieri la città ha fatto festa. Il servizio. Anche il Leone in festa per la Serie C. Sì, grande Leone, grande Leone, sì, dai! Il Siracusa in Serie C, adesso Serie B. Non esageriamo, piano godiamoci la Serie C. Un passo alla Sognare non costa nulla! A Siracusa è tutto colorato di azzurro. Un pomeriggio di inizio maggio che resterà nella storia. 3-1 sull'Igea Virtus e dopo 6 anni è di nuovo Serie C. Trasferta vietata, ma i tifosi hanno seguito dal maxi schermo al De Simone. Finalmente si torna nel calcio che conta e speriamo di poter andare oltre la Serie C, però per adesso godiamoci la Serie C. Una stagione da veri leoni con un finale a 2 tra Reggina e Siracusa. Stagione partita con una sconfitta contro il Sambiase, anche se su calcio di rigore. Poi da ottobre la vetta e il primato che è durato fino alla fine. Bella, onestamente di questa partita non ci ho capito niente, però bene così, godiamocela. L'anno scorso i playoff vinti ma nulla, però quest'anno sul campo si torna in terza categoria. È sempre una cosa buona, non è una categoria alta, però siamo molto felici. In attesa del ritorno del Siracusa in città, la festa è al De Simone, tutti a sventolare sciarpe e bandiere. Non vedevamo l'ora, abbiamo tifato fino all'ultimo secondo, è stata una vittoria fantastica per tutti, grazie. E in serata tutti in piazza per gridare Forza Siracusa, questa volta insieme ai giocatori. Il nostro telegiornale è finito, vi ricordo la prossima edizione di Sicilia 24 alle 14, adesso vi lascio con Luca Ciliberti per la rassegna stampa, a tutti una buona giornata.